Esattamente, in questa seconda edizione del premio dedicato a Tiziano ci saranno moltissime opere provenienti dalla Cina, ne prevediamo, dalla prima edizione ce ne sono state 800 partecipanti, quindi da selezionare, quindi in questa seconda edizione ce ne aspettiamo molto di più, e soprattutto perché questa seconda edizione del premio dedicato a Tiziano è ampliata e aperta a tutto il mondo, quindi possono partecipare anche artisti da altri paesi del mondo. Com'è nata questa vostra iniziativa? Questa iniziativa è nata innanzitutto dalla fama del nome di Tiziano in Cina, che è un nome particolarmente conosciuto tra gli artisti, ma non solo, anche tra gli amanti dell'arte e altre persone che sono coinvolte nel mondo artistico, e abbiamo avuto l'idea di dire: perché no riuscire a creare qualcosa dedicato a Tiziano, e visto che c'è la possibilità di questo collegamento con Pieve di Cadore, con la fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore, abbiamo avviato questo contatto. Avviando questo contatto abbiamo piano piano avviato questo tipo di iniziativa, e questo primo concorso, che nella prima edizione si è svolto solamente online per ovvi motivi causati dalla pandemia. Il lavoro non vi mancherà, quindi buon lavoro naturalmente, e un saluto alla Cina. Grazie mille, e ovviamente ringraziamo ancora tutta la comunità di Pieve di Cadore, del Cadore, per averci accolti con le braccia aperte. Grazie ancora. Allora, con l'assessore alla cultura nonché vice sindaco di Pieve di Cadore parliamo di questa iniziativa. È una seconda edizione molto importante, perché insomma vi apre le porte al mondo. Certo, noi come patria del grande pittore siamo particolarmente orgogliosi del fatto che sia stata organizzata e sia stato pensato Pieve per questa mostra e per questo concorso, al quale aderiamo completamente per quanto ci riguarda. Speriamo che abbia un eco internazionale, speriamo che i partecipanti siano numerosi e li accoglieremo a braccia aperte, e speriamo anche in una futura collaborazione con la rivista Collection e anche con la Repubblica Cinese. Speriamo che le cose ci permettano di farci conoscere ancora di più anche all'estero, e proponendo il nostro paese non soltanto come patria di Tiziano, ma anche per le sue bellezze naturali e per la sua aria pura e per la sua capacità di accoglienza di tutti coloro che vengono a trovarci. Allora, bene direi, perché abbiamo per la seconda volta aperto a un paesino da poco, la Cina. Certo, per la seconda volta. È dal 2019 che la Fondazione Tiziano ha rapporti con l'Associazione per gli Scambi Culturali Italia-Cina, e sono nati dei progetti veramente interessanti, e tra questi il concorso su Tiziano, un concorso che nella prima edizione, che ha avuto conclusione l'anno scorso, pensate che ha coinvolto ben 800 pittori che hanno partecipato alla gara, al concorso. 50 sono stati selezionati. Purtroppo le opere avrebbero dovuto essere esposte qui a Pieve di Cadore, invece il Covid ha bloccato tutto, e tutto ha assunto una dimensione così immateriale, quindi online. Abbiamo lavorato, abbiamo diffuso le opere attraverso il digitale. Vi rifarete sicuramente in questa seconda edizione, che è aperta, come diceva lei, non soltanto alla Cina ma a tutto il mondo. Certo, è aperta a tutto il mondo, e quindi Pieve di Cadore diventerà, questo piccolo luogo delle Dolomiti, un riferimento importante, ma del resto la Fondazione svolge un'attività internazionale, e noi sappiamo che l'arte e la cultura sono modi per unire i popoli, e questo è una dimostrazione.
Allora, questo è il saluto da Pieve di Cadore, ma visto che ci sono questi signori facciamo un saluto anche dalla Cina. Glielo dici che un saluto agli amici italiani? Eccola qua. Per terminare e dire, ecco, sì. Le persone che mi affiancano sono i responsabili di Pechino del concorso e sono coloro che hanno in mano l'organizzazione attraverso la rivista d'arte che si chiama Collection, che ha una tiratura in tutta la Cina, quindi diventa lo strumento importante di comunicazione. 非常感谢天安基金会邀请我们来访问，同时呢，我们也非常欢迎天安会基金主席，包括卡德瑞市长以及有关的人员到中国访问。谢谢。